Mi metto qua, va bene, dalla regia mi dicono va bene. Allora, buongiorno a tutti. Siamo a questo altro appuntamento che mi pare sia il terzo. Oggi ci occupiamo di sociale, ecco, perché parleremo di asili nido, di servizi educativi all'infanzia. E quest'oggi come relatori abbiamo il professor Stefano Campostrini, che è una vecchia nostra conoscenza, frequenta da anni questo palazzo, la dottoressa Stefania Porchia e il dottor Federico Caldura. Colgo l'occasione anche per salutare i nostri ospiti invece tra il pubblico. Abbiamo l'assessore alle politiche educative del Comune di Venezia, dottoressa Besio Silvia, e il vice sindaco di Este, la signora Simonetta Spigolon. Allora, prima di iniziare, io volevo fare un'introduzione, ma proprio breve. In questo ultimo periodo io mi sto occupando della storia dei 50 anni della Regione. Una storia che ha avuto, diciamo, come inizio una mostra delle pubblicazioni, ma adesso sta prendendo piede, invece ormai siamo in fase di completamento, un docufilm. Un docufilm dove racconta per 10 puntate cosa è avvenuto in queste 10 legislature. Perché faccio questa diciamo, parentesi su questa celebrazione? Perché proprio quando parliamo della prima legislatura, che è stata la legislatura, diciamo, proprio di creazione dell'ente regione, ci accorgiamo di due cose. La prima cosa è che una delle prime leggi che sono state fatte nel 73, perché dovete pensare che i primi 2 anni questo Consiglio regionale non ha prodotto leggi perché non erano state trasferite le funzioni dallo Stato alla Regione. I primi decreti sono nel 72, quindi la Regione di fatto comincia a legiferare nel 73. E una delle prime leggi, pensate, il numero 7 del 73, è proprio una legge sugli asili nido. Quindi questo, pensatevi, è un fiore all'occhiello che ci portiamo nella legislazione. Ma vorrei anche ricordare una cosa, perché mi preme moltissimo, mi spiace che non c'è il nipote. Tra quei 50 consiglieri del 1970 c'era un'unica donna, che era Rosetta Molinari Milani. Era una consigliera di Padova, appartenente al Partito Comunista, e fu lei relatrice di questo, anche perché ci hanno spiegato che negli anni 70, anche 80, nei partiti politici, sia del Partito Comunista sia della Democrazia Cristiana, erano le donne che si occupavano di questi temi. Di sociale erano le donne. E quindi questa signora, che presiedette anche la 5ª commissione, fu proprio un artefice. Mi fa piacere che oggi c'è la consigliera segretaria Baldin, perché oggi chiaramente i tempi sono cambiati, oggi abbiamo 18 signore che sono in consiglio regionale, di cui l'ufficio di presidenza è maggioranza femminile, e quindi abbiamo un autorevole esponente del presente oggi qui tra il pubblico, e tra le altre cose nella sua segreteria c'è il nipote di questa consigliera, Rosetta Milani Molinari. Ecco, ho voluto ricordare questo perché mi fa molto piacere che oggi c'è questo, diciamo, questo seminario, perché ricordiamo anche chi è stato pioniere in queste, non dico sale perché non erano ancora qua i consiglieri dell'epoca, perché erano a Ca' Corner, però diciamo chi ha iniziato questo percorso, perché poi è stata una legislazione, si è evoluta e chiaramente cambiata, modificata, eccetera, però chi ha gettato il sasso è stata questa signora nel 1973. Bene, allora io auguro a tutti un buon ascolto, sarà sicuramente un seminario interessante perché avremo tante cose da sapere.
su questa, anche se oggi purtroppo la natalità è un po' in crisi, però forse sentiremo anche questo, ecco, perché il tema l'abbiamo già affrontato con un bellissimo seminario fatto in occasione di un seminario della Callare proprio sulla crisi della natalità, e credo che questi temi siano appunto collegati. Bene, allora buon ascolto e benvenuto ancora ai nostri relatori. Prego. Grazie segretario, ovviamente mi fa molto piacere essere qui perché è una tappa come obbligatoria, visto che il rapporto fra Ca' Foscari e il Consiglio regionale in questi anni si è rinsaldato, e in realtà adesso siamo in 3 a parlare, ma dietro noi c'è una squadra di cui un paio di persone sono anche fisicamente presenti qui. Ce le dividiamo a metà, ecco, col dottor Rota, e fisicamente presente qui per una parte della settimana a fare il loro lavoro di ricerca assieme, e credo che la collaborazione fra istituzioni sia una delle cose più importanti e rilevanti che ci possono essere, soprattutto, e questo è il senso di questi seminari, se ho capito, nel cercare di portare delle informazioni giuste a chi poi deve decidere. Credo una mia battaglia da sempre. Io sono uno statistico di formazione, ma che ha sempre lavorato nel mondo del sociale, della pubblica amministrazione, della sanità, è stato quello di cercare di portare informazioni che possono essere utili per decidere. Quando le decisioni sono pubbliche, spesso sono decisioni importanti e rilevanti. Adesso si parla di data science. A me piace parlare di intelligenza dei dati, cioè portare quello che i dati, l'intelligenza che i dati possono offrire, spesso questa intelligenza è tanta. Allora, noi ci occuperemo di un tipo particolare di servizi, che sono i servizi per l'infanzia. Nella nostra presentazione abbiamo un team di ricerca che in realtà lavora a livello nazionale, perché abbiamo un accordo con il Dipartimento per Politica della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Istat. Si lavora assieme sia per dar corpo all'indagine Istat, che ormai da diversi anni accompagna questi temi, ma grazie anche all'aiuto di qualche ricercatore cofoscarino che lavora in Istat, questa volta appunto collaborazioni fra istituzioni. Siamo in grado di produrre il report sui servizi educativi per l'infanzia non più con 2 o 3 anni di ritardo, come era tipico, perché c'è tanto lavoro dietro da fare, ma si riesce a produrre l'anno dopo che si chiude l'indagine stessa. Dunque questo è uno dei grandi temi. Dopo col Dipartimento di Politica per la Famiglia, come vi racconteranno meglio i miei colleghi, abbiamo portato avanti anche delle indagini speciali per capire meglio questo fenomeno. Io vi racconterò un po' il quadro generale. Come diceva il segretario, partiamo dal grande tema, per fortuna ce ne stiamo accorgendo tutti, della denatalità e dell'invecchiamento, che sono due facce della stessa medaglia. Vi racconterò un po' il quadro della situazione attuale nel mondo, ma soprattutto in Italia e nel Veneto, che sono gli oggetti che ci interessano di più. La dottoressa Porchia dopo si addentrerà più sui servizi educativi per l'infanzia, e nell'intervento finale Federico Caldura cercherà di mettere assieme questi 2 fenomeni, cioè come le politiche possono rispondere a grandi cambiamenti, che sono i grandi cambiamenti che abbiamo davanti. Nel senso che quando faccio formazione sia ai giovani, ma sia anche agli amministratori pubblici o ai dirigenti pubblici, cerco di far capire che quello che abbiamo davanti è un mondo che è in continuo cambiamento, e la rapidità di questo cambiamento è l'oggetto che ci deve più non dico preoccupare, ma interessare, sì, nel senso che soprattutto una volta si chiamava, infatti si usa il termine, pubblica amministrazione, perché uno doveva amministrare, il gioco adesso non è tanto amministrare, perché quelle risorse che venivano date, spenderle con i solo 2 criteri, efficacia e efficienza, era quello. Per tanti anni abbiamo imparato questo. Oggi il mondo è diventato molto più complicato, i cambiamenti sono molto più veloci, e cambiando il mondo cambiano i bisogni dei cittadini. E se dunque l'amministrazione pubblica deve rispondere ai bisogni dei cittadini,
è una rincorsa. Per cui temi come l'innovazione non sono più qualcosa da relegare alle università che la studino, ma devono essere dentro le amministrazioni pubbliche per poter rispondere in maniera efficace. Ci piaccia o non ci piaccia, questo è il mondo che abbiamo davanti. Dunque un mondo in cui i cambiamenti, lo vedete da questa slide, i cambiamenti avvengono con una rapidità sostanziale, tanto è vero che si parla di ere. E allora le ere nel passato cambiavano nel corso di migliaia di anni. Nel passato storico più recente, quello che abbiamo studiato noi di una certa età a scuola, cambiavano in centinaia di anni, oggi cambiano in decenni. E allora se vedete, io mantengo questa slide che è vecchia di qualche anno, già il passaggio dall'era dell'informazione all'era simbiotica, cioè in cui abbiamo un rapporto con la tecnologia che è simbiotico, era scritto sarebbe venuto nel 2020. Se pensiamo alla nostra realtà, il nostro rapporto con i telefonini, a proposito così lo spengo, lo tiro fuori, e questo rapporto simbiotico è iniziato ben prima del 2020. Questo significa che anche chi prevedeva un cambiamento rapido non era capace di prevederlo così rapido, e questo è quello che è successo. Adesso questo è stato accompagnato con altri cambiamenti sostanziali, e quello che forse ci tocca di più è quello della struttura demografica della popolazione, cioè dobbiamo pensare che abbiamo una struttura demografica che è completamente diversa da quella che avevano gli amministratori pubblici, non dico 100 anni fa, perché adesso faremo il paragone con 100 anni fa, ma solo 30 anni fa, 20 anni fa. Allora, quella che vedete a sinistra è la cosiddetta piramide delle età. Anche se uno non ha mai studiato demografia è facile da spiegare, perché sono semplicemente quanti bambini ci sono e quante bambine ci sono, e dopo si va crescendo con l'età. Vedete, si chiama piramide delle età in demografia perché tutte le popolazioni del mondo avevano più o meno quella forma. Tanti bambini, interviene la mortalità, un po' meno adulti, e mortalità selettiva, pochi o pochissimi anziani. Se vedete il numero di anziani, se riuscite a leggere, era gli over 80 erano molto meno dell'1% della popolazione. Adesso guardiamo 2011, ma vi ho riportato anche quella più recente che sono riuscito a ricostruire, 2020, e dunque pre-Covid, diciamo. Vedete che non è più una piramide, non è più una piramide, ma quella del 2011 è un signore grasso, e se vogliamo mettere come immagine, stiamo andando verso un giocatore di football americano. Pochi bambini, non tanti adulti, tantissimi anziani. Allora, questo è effetto di due grandi transizioni, vengono chiamate, quando in le scienze sociali si passa da uno stato a un altro completamente diverso. Due grandi transizioni. Uno è quello della longevità, che credo che ci piaccia a tutti. Un altro è quello della denatalità, che credo che come impatto sia ancora più importante della longevità e certamente non così positivo. Allora, partiamo con la longevità. Quello che in questo grafico ho riportato di quanto è aumentato questa misura che si chiama speranza di vita alla nascita. Praticamente fa una fotografia della mortalità di un dato momento e la proietta di dire ma quanto uno può aspettarsi di vivere data la mortalità di oggi, 2020 o 2022 o 1900. E vedete che nel dopoguerra la linea italiana è quella gialla, è aumentata costantemente. È aumentata costantemente con un sorpasso anche paesi tipo gli Stati Uniti. E questo è interessante, propongo il paragone con gli Stati Uniti perché spesso si connette agli investimenti sulla salute, no? Però gli Stati Uniti spendono più del doppio di noi in salute, nel senso che noi impieghiamo il 10% del PIL, è un po' pochino devo dire, e infatti fra qualche anno avremo dei problemi, ma gli Stati Uniti impiegano il 20% del PIL, del loro PIL. Allora capite che non è tutto soldi, sono fenomeni complessi, molto collegati agli stili di vita. Evidentemente gli stili di vita in Italia sono più salutari che negli Stati Uniti. Comunque il risultato è questo, un aumento costante della longevità, viviamo più a lungo.
viviamo più a lungo e lo si vede qui anche i numeri, parlavo dell'intelligenza dei numeri, bisogna partire da questi. Adesso ci sono polemiche nei nostri cugini francesi per l'innalzamento dell'età pensionistica, però bisogna considerare questi numeri. Quando mio babbo è andato in pensione, pace all'anima sua, aveva un'aspettativa di vita di meno di 15 anni. Oggi l'aspettativa di vita per chi va in pensione, sto parlando dei maschi che hanno fatto un progresso forse ancora più importante rispetto alle donne, è di 19 anni, cioè quasi 5 anni di più. Questo è il dato. Ed è successo in poco più di 20 anni. Dunque l'aspettativa di vita prima ve l'ho presentata alla nascita e lì lo vedete in maniera abbastanza chiara, che oggi siamo 81 per i maschi e quasi 85 per le donne, ma è interessante appunto vederlo anche a 65 anni, perché vi mostravo nel grafico precedente come gli anziani erano pochissimi, adesso sono tanti di più, ma anche perché chi entra in età anziana, per fortuna, se volete, ma ha un'aspettativa di vita molto più lunga rispetto al passato. Però questo cosa comporta? Se non c'è lo stesso numero di bambini, che avremo una società sempre più anziana. E allora uno degli indicatori che vengono utilizzati è il cosiddetto indice di vecchiaia, che rapporta la popolazione sopra i 65 anni su quella che ha meno di 15 anni. Lasciatemelo dire, visto che mi sto avvicinando a quell'età là, lo dico senza problemi adesso, i vecchi sui bambini. Allora, quando io sono nato negli anni 60, questo rapporto era 40. Cosa significa? Che se nel mio patronato giocavano 10 bambini, c'erano 4 vecchi a guardarli. Adesso pensate a questi vecchi, provate a immaginarveli, no? Questi vecchi continuano a aumentare. Oggi ce ne sono mediamente in Italia 17 dai 4. Se poi volete venire proprio a casa mia, sono tornato a vivere dove sono cresciuto, e sono sopra un patronato, e il mio quartiere ne ha 35. L'indice di vecchiaia per San Polo, Santa Croce d'Orso Duro è 350, era 40. Dunque stiamo parlando non di piccoli cambiamenti, stiamo parlando di cambiamenti che sono decisamente epocali e dobbiamo vedere le differenze. Vi ho raccontato le differenze locali, ma guardate che le differenze fra paesi sono molto consistenti. Per questo indice che è 170 in Italia, in Francia non raggiunge 120 e non siamo così diversi dai francesi. In Turchia è 40, cioè esattamente come era da noi negli anni 60, ma possiamo dire che le differenze culturali, di vita, eccetera, con la Turchia sono molto consistenti. Invece con la Francia probabilmente è una differenza soprattutto di politica. Notoriamente la Francia ha fatto della politica per la famiglia, e così introduco anche gli argomenti che i miei colleghi porteranno avanti, sono state profondamente diverse. Allora, vi ho detto, l'aumento della longevità è una parte della storia, giriamo la medaglia, il calo della natalità. E quando parliamo di calo della natalità, anche qua è bene che cerchiamo di capire i numeri. E qua non sono così difficili, c'è questo tasso di fecondità totale che dice praticamente per ogni donna in età fertile quanti figli si hanno. Allora, perché la popolazione si mantenga stabile, se ne dovrebbero avere 2,1, in realtà uno dice 2, ma 2,1 perché c'è anche la mortalità, dunque non tutti i bambini riescono a sopravvivere anche adesso. E dunque il tasso di il rimpiazzamento della popolazione è 2,1. Dunque tanto più ci si allontana, tanto più la popolazione decresce. Allora, anche qua per farci capire, nel dopoguerra, inizio dopoguerra, era 5. Cioè, mediamente ogni donna aveva 5 bambini. Sceso costantemente, vedete un aumento solo all'inizio del millennio. E lì è l'effetto
cosa è successo all'inizio del millennio? Abbiamo iniziato a avere da popolo che espatriava, abbiamo avuto invece degli ingressi migratori. Ma l'effetto delle migrazioni è sì positivo sul tasso di natalità, infatti è cresciuto, ma non risolve il tema. E infatti a partire soprattutto dagli anni della crisi economica si è arrestato il flusso migratorio e probabilmente anche la popolazione migrante ha assunto dei comportamenti simili alla popolazione nativa e dunque è tornato a scendere. Un altro fenomeno interessante, che anche questo introduce quello che vi racconterà Federico più dopo, le differenze fra nord e sud. Noi si pensa, ma a sud fanno più figli. Era vero. Nel dopoguerra le stelline che vedete più alte erano quelle del sud, dunque c'era una differenza 1,35 il sud, 1,1 il nord-est. Okay? Adesso è esattamente il contrario. Dunque, pur essendo un tasso ovviamente basso rispetto al riferimento del 2,1 che è il replacement, però al nord è 1,45, al sud è 1,3. E questo è interessante. Allora guardiamo cosa succede a livello mondiale. A livello mondiale vedete che i primi paesi sono tutti paesi africani. Okay? Si dice che questi tassi riconfigureranno il mondo, perché dove vedete il viola scuro sono popolazioni che stanno decrescendo. Dove vedete invece il rosso sono popolazioni che stanno crescendo. Dunque la grande concentrazione umana che c'è nell'Europa è destinata, se proseguiamo con questi trend, a decrescere, e invece l'Africa, che era vuota, inizia a popolarsi tanto di più. Le differenze locali ve le ho raccontate, sono importanti, sono rilevanti. Vado veloce, ma dopo questi documenti sono tutti prodotti, anzi vi mostrerò anche, sono autoprodotti del Consiglio regionale, questi qua sono dati Istat, però possiamo leggerli, vedete che tutti i tassi sono in crescita, in decrescita, l'indice di fecondità, ma le differenze locali sono importanti. La linea grigia è quella di Rovigo, dunque tutti decrescono, ma le differenze che ci sono fra Rovigo e Treviso restano abbastanza consistenti. Queste sono le mappe che produce Oculus, che è uno strumento che ci siamo dati, sviluppato assieme gli uffici del Consiglio regionale Veneto con l'Università Ca' Foscari, in modo da permettere, soprattutto ai consiglieri, ma a chi fosse interessato, di avere una immagine di alcuni indicatori rilevanti per la presa di decisioni nella nostra regione, ma che non solo presentano il dato regionale, ma credo che sia ancora più interessante andare a vedere quali sono le differenze locali, perché sulle differenze si fanno le politiche. Dunque, se da qualche parte il tasso di fecondità è più alto, domandiamoci perché, come nel caso di confrontarci con la Francia, anche all'interno dei territori veneti è giusto confrontarsi. Vedete l'indice di vecchiaia, di cui vi raccontavo, quello 170, in realtà la media veneta è uguale alla media italiana, però le differenze anche qui sono sostanziali. Un indice di vecchiaia che è ben sopra i 200 in alcune province, ma dopo, come vi ho raccontato, in alcune realtà subprovinciali sono ancora più alte, e invece che a livello francese, diciamo per capirci, in qualche altro territorio veneto. Anche qui lo vedete mappato, ed è chiaro, alcuni fenomeni sono abbastanza chiari, perché oltre alla migrazione che c'è dall'estero, ci sono anche le migrazioni locali, cioè i giovani che abbandonano il Polesine e abbandonano la montagna e si trasferiscono in zone più produttive. Anche questo ovviamente interroga le politiche, soprattutto rispetto a un mondo che è in così rapido cambiamento, cioè ci sono dei macro trend che devono essere considerati e dopo letti a livello locale per capire come questi si declinano. Dunque è vero, l'invecchiamento della popolazione coinvolge tutto il mondo occidentale, però ben visto con grandi differenze. Coinvolge tutto il Veneto in maniera similare all'Italia, ma ancora una volta con grandi differenze.
Dunque, l'ultimo messaggio che mi sento di lasciare, questi macro cambiamenti non è che ci dicono va tutto male, va tutto bene, è il famoso bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, o se volete una metafora a cui sono affezionato è quella del fiume. Dunque non si può essere contrari all'acqua del fiume. Dunque chi dice io sono contrario alla globalizzazione, come vuoi essere contrario? È una cosa che accade, che sta accadendo, queste trasformazioni stanno accadendo, ma come nell'acqua del fiume ci hanno insegnato, soprattutto potrei usare l'acqua del mare, che allora i nostri predecessori di governo di questa splendida città ce l'hanno insegnato. Lasci che accada, delle volte fa bene, delle volte fa disastri. La controlli, cerchi di sfruttare al meglio gli aspetti positivi e limitare il più possibile gli effetti negativi. Credo che questa sia la grande sfida del presente. E con questo passo la palla e anche il microfono a Stefano. Grazie Stefano. Sì, io entrerò nel merito di quello che è il titolo di questo intervento, ma credo che questo intervento iniziale fosse proprio doveroso perché iscrive il tema dei servizi educativi dentro allo scenario di cambiamento che stiamo vivendo. Il mio intervento, ho sbagliato ovviamente il bottoncino, e il mio intervento appunto entrerà nel merito di quantificare un po', no? Si parla molto dei servizi dell'infanzia, nidi, servizi anche altri che sono per lo 03, è un investimento che poi anche Federico ci mostrerà come PNRR si sta facendo in maniera molto forte, ma la domanda è quanti ne abbiamo? Ne abbiamo a sufficienza? E che tipologia di servizi abbiamo? Rispetto al resto dell'Italia, come siamo messi? Bene, male, meglio, peggio? Sono in crescita? Quanto investiamo in questi servizi? Cerchiamo con i dati che abbiamo a disposizione a livello appunto di Istat di capire di rispondere ad alcune di queste domande. Allora, partiamo dall'inizio, dall'Italia. Quanti servizi abbiamo? Parliamo sempre del segmento 0-3, quindi proprio dei bambini prima della scuola materna, quindi di nido e di tutti quei servizi che vanno in quella fascia di età. Abbiamo oltre 350.000 posti autorizzati in Italia. E che coprono attualmente, è il dato più recente, il 27% dei bambini 0-2, quindi rapportando il numero dei posti ai bambini residenti di 0-2 anni copre il 27%, è coperto dai posti. Poi non è detto che tutti siano usati, ma è solamente un numero di copertura che si usa normalmente per confrontare anche gli altri paesi europei. Però noi ci eravamo dati degli obiettivi, noi come Italia, ma come Europa, ci eravamo dati ancora nel 2010 l'obiettivo di arrivare al 33% dei bambini come tasso di copertura. Quindi siamo ancora sotto a quell'obiettivo che come a livello europeo ci eravamo dati. E non solo, anche come diciamo governo italiano nel 2020 è stato fatto il quinto piano di azione di interventi di tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, dove si diceva che si auspicava ad arrivare al 50% di copertura. Perché? Perché si ritiene che i servizi educativi per l'infanzia siano degli elementi molto importanti, sia per sviluppare anche la partecipazione delle donne, in particolare al mercato del lavoro, ma sia anche perché ci sono numerosi studi che mettono in relazione lo sviluppo evolutivo del bambino con la sua, utilizzo di servizi educativi. Si è visto come anche per uno sviluppo, sano, positivo del bambino, questo tipo di servizi sono fondamentali. E ultimo ma non ultimo, si pensa ai servizi educativi come un elemento fondamentale per ridurre le disparità, cioè l'idea che dove c'è povertà educativa, e voi sapete che quando si parla di povertà, la povertà educativa è un elemento fondamentale su cui il governo sta riflettendo e ha riflettuto anche i governi precedenti su questo settore, dove c'è povertà, dove ci sono bambini, è cercare di rompere il circolo vizioso, no, di chi entra
entra in povertà fin da bambino e rimane in situazione di criticità, partecipare, la scuola è uno dei principali elementi che rompe questo elemento di povertà educativa, ma anche i servizi educativi dell'infanzia sono fondamentali. Quindi per molti motivi potenziare la partecipazione dei bambini ai servizi per l'infanzia è fondamentale. E quindi, però siamo ancora lontani da questi obiettivi, non tanto a quello del 33%, perché mi direte 27%, però vi assicuro che aumentare del 6% non è un'impresa facile, ma soprattutto, e questo lo sappiamo ormai, è noto, l'Italia è molto diversa, abbiamo delle regioni dove questo obiettivo è già stato raggiunto e regioni invece dove questo obiettivo è ancora molto molto distante. E in Veneto abbiamo nell'anno educativo 2020-2021 avevamo 1.319 servizi attivati, 32.379 posti autorizzati che coprivano il 31,1% dei bambini. Quindi anche qui ci siamo, ma non ci siamo del tutto, non siamo ancora al 33% che dovevamo raggiungere per il 2020. Nel 2010 e in realtà anche qui con molte differenze, non abbiamo una regione omogenea. Anche su questo, come abbiamo visto, mentre ci sono delle regioni che sono abbastanza o nel bene o nel male ma omogenee, noi abbiamo in realtà in Veneto delle differenze abbastanza notevoli, dove abbiamo degli ambiti territoriali sociali dove il 33% è già stato raggiunto e invece dove abbiamo degli ambiti territoriali sociali dove siamo ancora sotto anche il 20%. Quindi abbiamo una realtà veneta fatta a macchia di leopardo in qualche maniera, quindi a situazioni già virtuose e situazioni dove invece bisogna intervenire ancora in maniera importante. E se andiamo a vedere la differenza tra il 2013 e il 2020, qua ritorniamo a livello italiano, vedete quello riquadrato in rosso è il Veneto e quello riquadrato in verde è l'Italia, le altre sono tutte le regioni, vedete che dal 2013 al 2020 c'è stato un aumento in tutte le regioni della copertura. No? E quindi questo potrebbe sembrare un bel risultato, no? Quindi siamo passati per esempio in Veneto dal 24,7 al 31,3, quindi abbiamo fatto un bel salto in avanti. Purtroppo qua però ci si incrocia con il discorso che faceva Stefano prima, perché se la barra sotto è dovuto, vedete in grigio c'è l'aumento della popolazione infantile e di questa età, e in rosa invece è l'aumento dei posti o la diminuzione, l'incremento o il decremento dei posti. Quindi vedete che nella maggior parte dei casi l'aumento della copertura non è dovuta all'aumento dei posti, ma è dovuta alla diminuzione dei bambini. Ovviamente il tasso di copertura è un rapporto, se aumenta il numeratore aumenta, ma anche se diminuisce il denominatore il rapporto aumenta. Quindi la buona notizia è che abbiamo un tasso di copertura più alta è mitigato dal fatto che questa copertura più alta è dovuta sostanzialmente a una minor presenza di bambini. Quindi anche le politiche fatte in realtà non hanno inciso. Abbiamo avuto il problema della pandemia che ha chiuso e ha messo in crisi questo sistema. Adesso si sta recuperando, però ecco, dal 2013 al 2020 anche in Veneto non abbiamo avuto un aumento di posti significativo. Infatti se lo vediamo a livello di ATS, anche qui vi faccio vedere subito il grafico composto. Abbiamo dappertutto un aumento di copertura, ma dovuto sostanzialmente a un calo dei bambini. Una cosa importante che vi faccio vedere qui è con i numeri quella puzzle che c'era sulla mappa, no, del Veneto. Quindi vedete come abbiamo per esempio, scusate che devo guardare, l'Endinara che è praticamente la provincia di Rovigo, l'ambito di Rovigo che arriva al 42,3% e abbiamo dall'altra parte Chioggia che siamo al 19% di copertura. Quindi capite come abbiamo veramente la regione con realtà molto molto differenziate di copertura.
E altra cosa che volevo farvi vedere è come sono composti questi servizi, perché noi parliamo sempre di asili nido, però in realtà l'offerta per lo 02 è più composita, non abbiamo solo asili nido, abbiamo le sezioni primavera, che da noi si chiamano nido integrato quasi sempre, che sono delle sezioni per 02 aggregate ai servizi, alle scuole dell'infanzia, cioè alle scuole materne, come si suol dire. Poi abbiamo i servizi domiciliari, e qui la Regione Veneto ha fatto un grande investimento, perché c'è tutta la parte dei nidi in famiglia su cui la Regione Veneto ha investito molto, e ci sono i centri gioco, che sono praticamente delle realtà dove i bambini non mangiano e non dormono, praticamente passano 4 ore o la mattina o al pomeriggio senza mangiare, cioè senza pappa e senza sonno, insomma. L'altra cosa, quindi abbiamo una composizione diversa. Noi prima abbiamo visto tutti i posti per servizi, non solo dei nidi, no? Abbiamo visto tutti i servizi educativi, e poi abbiamo anche un'altra grande realtà: servizi pubblici verso servizi privati. Allora, come siamo messi? Allora, questo è sempre la distribuzione italiana, un confronto tra regioni. In rosso abbiamo sempre il Veneto, in verde abbiamo l'Italia, dove si vede sostanzialmente cosa? Che la tipologia predominante dei servizi è il nido. E dove abbiamo meno servizi, meno nidi, entrano in gioco anche le sezioni primavera, specialmente al sud, cioè dove ci sono il nido non si è sviluppato molto. Quando si è data la possibilità, tenete presente, solo per la fascia di età più alta, quella dal 2 al 3 anni, si sono aperte questa possibilità di fare queste sezioni presso le scuole materne, soprattutto dove c'erano pochi nidi. Questo è stato utilizzato. Comunque anche in Veneto vedete che la tipologia prevalente è il nido, poi ci sono i nidi integrati, e poi c'è una discreta presenza anche di strutture domiciliari, che sono i nidi in famiglia. Anche su questo vedete, questo è il Veneto con tutti gli ambiti territoriali sociali. Anche qua abbiamo una composizione diversa, abbiamo delle realtà tipo Venezia dove predominante è il nido, mentre altre realtà dove ci sono anche sezioni primavera o nidi integrati importanti. Un'altra cosa che caratterizza molto le regioni, e questo è proprio anche della cultura, dei modelli che si sono dati nelle regioni, è la presenza di servizi pubblici e servizi privati. In Italia sostanzialmente abbiamo circa il 50 e il 50, 50% sono servizi pubblici, 50% sono servizi privati. In Veneto, il Veneto è tra le regioni, vedete che è la seconda più alta, dove il modello è più sbilanciato, insomma, dove sono più presenti i servizi privati. Perché lo sviluppo che c'è stato, ma voi sapete che anche nelle scuole materne, le scuole paritarie in Veneto sono molto più presenti che in altre regioni, è proprio il modello educativo veneto. Quindi abbiamo una predominanza di presenze di nidi e di servizi educativi per l'infanzia privati. Vedete qui anche qui non c'è omogeneità, perché andiamo vedete la barra bianca, adesso sono cercate i privati, vedete come per esempio la parte bassa il peso dei privati è molto relativo, vedete che differenza notevole che c'è, mentre la parte alta della tabella il peso è molto più forte dei privati. Quindi anche su questo i territori si sono mossi in maniera diversa, autonoma, con modelli assolutamente diversi. Ecco, è importante tenere presente questo effetto del privato, perché con l'ultima indagine che abbiamo fatto, anche che citava prima Stefano, con il Dipartimento per la Famiglia, abbiamo visto che però è importante avere nel proprio sistema i servizi privati, però dobbiamo anche tenere presente che i servizi privati fanno più difficoltà, ovviamente perché devono sostenersi e quant'altro, a includere quelle fasce di famiglie di cui parlavamo prima, cioè della povertà o sono meno inclusivi, diciamo. E questo lo possiamo vedere sia per quanto riguarda la presenza di bambini con disabilità, sia per quanto riguarda la presenza di bambini stranieri, che è molto più forte, molto più presente nel pubblico che non nel privato. Quindi questo modello è un modello che può essere importante e vincente, però con l'attenzione che sia anche inclusivo in tutte le sue parti.
L'ultima cosa che vi voglio far vedere è quanto spendono soprattutto i comuni per i servizi all'infanzia, perché abbiamo visto che appunto la spesa comunale è fortemente correlata alla presenza di posti e quindi analizzando la spesa totale e la spesa pro capite possiamo vedere qual è l'investimento in questo servizio, perché a me dispiace chiamarla spesa, perché sappiamo che è un investimento che fa bene alle famiglie, che fa bene ai bambini, ma che fa bene anche alla società e anche qui vediamo che gli investimenti tra le regioni sono molto differenziati, no? Laddove abbiamo una copertura molto elevata, che siamo arrivati anche nelle regioni dove si è arrivati ad avere anche oltre l'obiettivo che ci si era posti del 33%, l'investimento è molto più alto. Questo ovviamente è l'investimento totale, quindi risente anche delle dimensioni delle regioni, però anche se andiamo a vedere l'investimento pro capite, vedete che abbiamo delle regioni dove l'investimento pro capite in base ai bambini residenti supera anche i 2.000 euro, mentre abbiamo delle altre regioni in cui arriva anche a meno di 100 euro. Noi siamo intorno ai 1.000 euro a bambino, quindi è un buon investimento, però ovviamente Sì, scusa, noi siamo sul 500 euro a bambino, che sicuramente rispetto all'Italia, che è appunto intorno ai 1.000, ovviamente è qualcosa su cui va. Sto parlando sempre dell'investimento dei comuni, poi dopo bisogna aggiungere la compartecipazione dei cittadini, altri tipi di fondi, come anche ci sono anche dei fondi regionali, però ecco, questo è un indicatore che è fortemente correlato alla presenza di servizi all'infanzia. Infatti, se vedete, questo è da una parte c'è la spesa pro capite, dall'altra c'è sempre comunale, dall'altra c'è il tasso di copertura. Vedete come è proprio un andamento lineare, cioè c'è proprio una correlazione diretta tra investimenti comunali e presenza di servizi. Quindi ovviamente più i comuni investono, più c'è un tasso di copertura di questi servizi nei bambini. E qua di nuovo abbiamo la grande diversità, qui c'è l'esempio, abbiamo anche l'assessora in questo caso di Venezia, che ha una fortissima tradizione appunto di investimenti in questi servizi, che vedete si distacca in maniera molto netta dagli altri ambiti. E anche qui la correlazione tra investimento e copertura. Quindi cosa abbiamo capito? Questa è la mia ultima slide, che appunto la distribuzione dei servizi è molto disomogenea, che siamo ancora sotto il 33% e anche questo 33% però alcune zone le hanno raggiunto e altre no, quindi non c'è un andamento omogeneo nei territori, ma dipende molto anche proprio dalle politiche locali che sono state fatte, che la copertura è salita in questi anni, ma è salita grazie alla diminuzione della natalità, che in Veneto c'è questa forte presenza del privato e quindi che è un elemento molto positivo, ma che va tenuto sotto controllo per non cadere in problemi di inclusività, e che abbiamo comuni che hanno investito nel tempo e stanno investendo in maniera molto differenziata. Questo ovviamente influenza molto la dimensione dell'offerta. Grazie. Grazie. Allora io cercherò un po' di chiudere il cerchio sottolineando il fatto di quanto sia fondamentale continuare a investire in questo segmento dell'educazione, nonostante una popolazione infantile in calo. E cercherò di farlo partendo da alcuni studi, partendo dalle situazioni di partenza. Gli studi economici sulla fecondità, che è appunto il numero medio di figli per età feconda, per donna in età feconda, si basavano su due assunti sostanzialmente. Cioè, il primo era tanto più era diffuso il benessere, tanto più le famiglie preferivano un minor numero di figli, garantendo loro una maggiore qualità. Minor benessere, pensiamo all'Italia degli anni 60 rispetto ad altre nazioni, un gran numero di figli
e rispetto alle altre nazioni aumentava il benessere, si preferiva dare qualità ai bambini piuttosto che quantità. Un altro assunto era che i bambini diventano, da un punto di vista economico, più costosi quando i salari delle donne sono alti e molte donne lavorano. La relazione era questa, ora il grafico è piccolo, ve lo racconto, ma sull'asse verticale c'è il tasso di fecondità, cioè il numero di figli per donne in età feconda, e sull'asse orizzontale invece il tasso di occupazione femminile. Nel 1980 l'Italia aveva un tasso di fecondità maggiore rispetto all'Olanda, maggiore rispetto alla Germania, alla Norvegia, pari con quello della Svezia e maggiore di quello della Finlandia, e però aveva un tasso di occupazione femminile più basso rispetto a queste nazioni. E quindi l'assunto economico si rafforzava, trovava così il senso. Cosa è successo? Che a partire dalla fine degli anni 90 economisti, demografi e sociologi cominciano a confrontarsi con dati che mettono in discussione questo modello. I modelli non riescono più a spiegare i tassi di fecondità estremamente bassi di alcuni paesi, tra i quali il nostro. L'Italia, vedete che la relazione si è invertita. Nei paesi più sviluppati relativamente nel mondo la relazione si è invertita, cioè tanto più è alto il tasso di occupazione femminile, tanto più è alto il tasso di fecondità. Non tanto perché nei paesi con il tasso di fecondità più alta sia aumentata particolarmente, ma perché nei paesi come il nostro, in cui il tasso di occupazione non si è mai incrementato particolarmente, il tasso di fecondità è crollato. Noi, così come in Spagna, così come in Portogallo, parte in Portogallo. Cioè nei paesi ad alto sviluppo la relazione tra i tassi di fecondità e il tasso di occupazione femminile si è invertito. Ma cosa è successo? Allora, un lungo lavoro di un economista della Stanford ha cercato di capire questo, mettendo in relazione diversi coorti di donne e come queste nella loro vita cercavano di affrontare le scelte familiari e le scelte di carriera. Allora, tralasciando le coorti più antiche, tra virgolette, partendo dalla coorte delle donne che sono nate tra il 1924 e il 1943, quindi che erano in età feconda dalla metà degli anni 40 alla metà degli anni 60, i boomers, ok? Le donne preferivano, almeno un atteggiamento generale, era quello di mettere la famiglia prima del lavoro ed eventualmente dopo il lavoro. La coorte successiva, cioè quella che nasce tra il 1944 e il 1957, fa un ragionamento inverso, cioè mette prima la carriera e poi la famiglia. Questi sono gli anni, e stiamo parlando di un periodo tra la metà degli anni 60 fino al 1980, in cui l'età al primo parto delle donne aumenta molto e calano drasticamente i tassi di natalità. Quello che nota la studiosa è che nelle coorti più recenti, quelle su cui si riesce ancora a fare gli studi longitudinali, quindi quelle nate tra il 58 e il 78, per la prima volta questi due aspetti le donne non li considerano mutualmente esclusivi, cioè mettono assieme carriera e famiglia. A partire dagli anni 80 si metteva in crisi la dicotomia tra o carriera o famiglia, ok? Questo potrebbe essere la base di una spiegazione di quello che è successo. E quindi gli studi economici sulla fecondità cominciano a concentrarsi sulla compatibilità tra carriera e famiglia. Ora, se mettiamo questo aspetto dentro a quello che ci siamo detti prima, cioè l'inversione della relazione tra i tassi di fecondità e i tassi di occupazione femminile, ci rendiamo conto che la mappa dell'Europa ci mostra esattamente questo. A sinistra tasso di occupazione femminile, a destra il tasso di fecondità, qua sono rappresentate oltre 250 regioni europee. Vedete che dove c'è il blu, tendenzialmente c'è il blu anche di qua, ok? Parliamo soprattutto dei paesi nordici. Invece dove c'è il rosso, guardiamo la Spagna, l'Italia, la Grecia, c'è il rosso, cioè c'è basso tasso di fecondità e bassa occupazione femminile. Nei paesi in cui è facile conciliare carriera e famiglia, le donne hanno entrambi. Nei paesi in cui i due sono in conflitto, le donne sono costrette a scendere a compromessi, portando sia un minor numero di nascite, sia un minor numero di donne che lavorano. È interessante questa mappa perché vedete che in realtà è un processo, cioè ci sono paesi europei che ancora sono nel primo modello. Pensiamo alla Romania, che è, diciamo, a destra dell'Italia, in cui a un basso tasso di occupazione femminile ci sono altissimi tassi di fecondità. Probabilmente sarebbe così anche per la Turchia. Nei paesi più sviluppati invece
succede quello che ci siamo detti, cioè basso tasso di occupazione femminile e basso tasso di fecondità relativamente agli altri paesi. Allora, nei paesi ad alto reddito, la compatibilità tra la carriera delle donne e gli obiettivi familiari sono un fattore chiave per le decisioni sulla natalità. Le donne con bambini piccoli che riescono a conciliare bene carriera e famiglia hanno probabilità maggiore, infatti, di fare più figli. Allora, per chiudere un po' il cerchio, cioè la sfida maggiore per conciliare carriera e famiglia, la sfida maggiore per invertire i tassi di natalità è quella di lavorare sulla conciliazione carriera e famiglia. È occuparsi, e tra cui all'interno di questo aspetto, un aspetto fondamentale è quello della cura dei bisogni dei bambini. E una tra le politiche, non è l'unica, è un insieme di politiche, ma una tra le politiche è quella di fornire un'offerta di servizi educativi per l'infanzia, con orari che coprono gli orari di lavoro e accessibili per tutte le famiglie, non solo per prossimità, ma anche per sostenibilità economica. Quindi, tornando al discorso, perché è importante investire nonostante una popolazione giovanile cresce? Ecco, è importante per migliorare la conciliazione tra le scelte di vita, tra carriera e famiglia. Tanto è vero che molto spesso si nota anche in Italia, e lo notiamo anche noi con un osservatorio abbastanza dettagliato, cioè laddove aumenta l'offerta aumenta anche la domanda. Quindi non bisogna programmare investimenti pensando che la domanda rimanga costante, ma ci sarà anche un aumento della domanda. E l'aumento della domanda significa che più donne riusciranno a conciliare meglio la carriera e la famiglia. Vedete queste due relazioni che sono la percentuale di PIL che si spende in servizi educativi per l'infanzia, asse orizzontale, e a sinistra il tasso di fecondità e a destra l'occupazione femminile. Vedete che ci sono delle relazioni per cui all'aumentare della spesa in questa tipologia di servizi aumenta, non è è un'associazione, aumenta il tasso di fecondità e aumenta il tasso di occupazione femminile. Ovviamente sono molti altri anche gli aspetti rilevanti, ok? Mercato del lavoro, la visione del peso di cura tra padre e madre, le norme sociali e culturali, eccetera. Però questo è uno dei segmenti che in tutta la letteratura viene sempre citato come fondamentale per migliorare la conciliazione tra famiglia e lavoro. Allora, veniamo di nuovo a noi. Il Veneto, con il PNRR, ha attivato 102 progetti, attirando sul proprio territorio oltre di 142 milioni, ok? E quindi l'offerta che già diciamo era vicino al livello europeo è auspicato, con ogni probabilità al 2026, quando si chiuderanno i progetti e se tutto va come dovrebbe andare, dovrebbe arrivare a un livello di offerta in linea con gli standard europei, seppure come diceva giustamente prima Stefania, si può fare anche molto di più degli standard europei e i paesi più blu fanno ben di più dello standard europeo. Tuttavia non è solo l'aumento dell'offerta, ma l'accessibilità a questi servizi educativi. Cioè non possiamo guardare solo al numero dei posti autorizzati, ma dobbiamo capire dal punto di vista delle famiglie quanti di questi posti siano realmente accessibili, che non significa solo avere un servizio educativo nel proprio comune. Significa che c'è una qualità alta percepita, quindi si supera lo scoglio culturale per cui il nido non lo mando perché preferisco mandarlo dalla babysitter del nonno, che è inclusivo, cioè che le quote di partecipazione che si chiede alle famiglie siano in linea con le loro possibilità effettive di iscrivere i propri figli e sia fruibile. Allora, da questo punto di vista, la nostra indagine che noi facciamo campionare sui servizi educativi per l'infanzia, che facciamo nazionale, ma io ho guardato anche i dati del Veneto, non essendo rappresentativi non li riporto qui, ma vi riporto quello che è cosa emerge. Cioè, se noi guardiamo all'inclusività dei nostri servizi educativi per l'infanzia, non possiamo parlare di un'inclusività di sistema, ma solo di esperienze locali più o meno virtuose. Cioè la possibilità che certe famiglie, magari parlando soprattutto di famiglie con redditi medi o medio-bassi,
di poter iscrivere i bambini nei servizi educativi per l'infanzia dipende più da un territorio che dalla loro effettiva condizione economica. Questo lo si vede nei territori di residenza, lo vedo anche nel mio territorio, io sono di Milano. La tassa di iscrizione cambia dentro il territorio tra l'offerta pubblica e privata, per cui l'offerta privata molto spesso non tiene conto nemmeno dei livelli ISEE, ma cambia anche tra offerte pubbliche tra comuni confinanti, per cui una tassa di iscrizione nel mio comune e nel comune adiacente è molto diversa, c'è maggiore inclusività o minore inclusività, ma più per i territori in cui sono questi servizi educativi che per gli effettivi livelli di benessere delle famiglie. Questa era, diciamo, la chiusura del cerchio, era quella di dare anche le indicazioni su quali potrebbero essere delle policy. Ci sono dei modelli regionali che dimostrano che un'attenta governance regionale, non solo sull'aumento dell'offerta, ma anche su tutti questi aspetti che abbiamo capito sull'accessibilità dei servizi, producono dei risultati importanti sulla partecipazione da parte delle famiglie e di conseguenza sulla conciliazione vita-lavoro e di conseguenza sui tassi di natalità. Grazie. Noi penso abbiamo lasciato qualche minuto per... Non ci sono domande, ci chiedono le slide resteranno nel sito sia nella pagina Facebook sia su YouTube, dove sarà possibile rivedere tutto quanto gli interventi. Io chiamerei qui l'assessore di Venezia, visto che è stata chiamata in causa prima, se vuole dirci due parole. Prego, se si può accomodare qua, la metto qua in mezzo. No, ma la lasciamo in piedi, un assessore in piedi, ci slancia l'immagine. Grazie. Allora, intanto... Se mi guarda di là perché abbiamo le telecamere. Sì. Allora, intanto ringrazio, diciamo, per l'esposizione molto chiara e anche molto interessante. Allora, nel comune di Venezia noi abbiamo 27 asili nido e 17 scuole dell'infanzia. E sono anche molto diffuse capillarmente sul territorio, quindi mi sono ritrovata in particolare nelle ultime cose che ha spiegato il dottore. Io a livello, diciamo, di politiche che abbiamo attuato come amministrazione a Venezia, noi abbiamo su 3 di questi asili nido allargato la potenzialità dell'offerta rendendoli fruibili fino alle 7 di sera. È una sperimentazione che abbiamo attuato 2 anni fa, inizialmente con un solo asilo nido e poi a seguire con altri 2, quindi allargando la platea. E stiamo cercando di raccogliere un po' il feedback, perché chiaramente anche noi non abbiamo la sfera di cristallo e il nostro feedback poi è dato anche da quanto l'utenza ci dà come ritorno. E tra l'altro Venezia a livello di conformazione territoriale sapete che è particolarissima, nel senso che Pellestrina è diversa da Murano, Murano è diverso da Campalto, Campalto è diverso da Marghera, quindi l'idea di come dire, abbracciare per 3 nidi diversi in 3 territori diversi, uno su centro storico, uno su isole e uno su terraferma, è dettata proprio da questa esigenza, cercare di capire l'utenza come si comporta anche a livello di territorialità, perché la mamma di Pellestrina può avere delle esigenze diverse della mamma di terraferma, e noi lo vediamo per esempio dagli orari in cui i genitori si spostano per portare i bambini a scuola. Su Venezia generalmente, mentre la nostra fascia d'accoglienza è dalle 7 alle 9, ci si sposta sulle 9, quindi siamo borderline verso fine chiusura sostanzialmente. Su terraferma invece c'è la corsa alle 7 del mattino, quindi c'è anche questa difficoltà dettata proprio, insomma, dalla nostra città. E questo è il primo punto per cui quindi mi sono ritrovata moltissimo nei dati che avete dato, e poi semmai se si realizzerà una tavola, voglio dire, tra comune, università, regione sul tema, sarò ben contenta di portare anche i risultati a 2 anni poi da quando abbiamo avviato questa sperimentazione.
Seconda cosa, poi stiamo cercando di capire se l'ISEE, che generalmente nel pubblico è il dato di misurazione per l'ingresso all'interno delle strutture, è effettivamente efficace per restituirci l'esigenza che ha la famiglia. E in questo senso mi sono avvicinato ultimamente, ma lo dico per la prima volta, qui è tutto da studiare, al fattore famiglia, per verificare se effettivamente l'ISEE ordinario, che poi già di per sé l'ISEE ha 1000 declinazioni, ma diciamo quello che viene restituito oggi per entrare negli asili nido, sia veramente rispondente a quello che è il bisogno della famiglia in quel momento. Anche qui, se vorrete, se ci sarà occasione, magari un ritorno insieme per capire se oltre Venezia c'è qualche altro comune, altra realtà che effettivamente ne fa ricorso, può tornarci utile. Basta, mi sentirei di chiudere perché insomma il discorso poi non era solo su Venezia, però sicuramente Venezia può essere capofila per molte progettualità e torna conto anche per tante altre. Perciò grazie davvero e buon proseguimento. Grazie. Allora, io ringrazio anche il vice sindaco di Este, se non sbaglio, che è stata con noi. Faccio notare che l'andamento del pubblico che ci ha seguito da casa è rimasto costante, che è una cosa, non li avete annoiati, è una cosa singolarissima vedere che il numero rimane sempre stabile, casomai in crescita. Chiedo ad Alessandro Rota, il dirigente responsabile del settore, di chiudere e, prego Sandro, e di fare lo spot pubblicitario per la settimana prossima. Sì, più che altro io ringrazio per l'esaustiva spiegazione il professor Campostrini, la professoressa Porchi e il dottor Caldura, che ha iniziato insomma a lavorare con noi nell'area studi e ricerche, insomma avviando un rapporto che ormai si è consolidato. Volevo ricordare allora che lunedì prossimo e anche lunedì successivo ci occuperemo di materia elettorale col professor Feltrin, e vorrei anche ricordare soprattutto a chi è a casa che se c'è l'interesse a porre domande, a porre già anticipatamente delle questioni, abbiamo anche una mail dedicata, seminari@consiglioveneto.it, in modo che possiamo anche avvisare i relatori se c'è qualche tema particolarmente interessante da sviluppare in quest'ora e ora e mezza di... Ringrazio ancora anche tutti coloro che sono a casa di averci seguito e ci vediamo lunedì prossimo a un'ora diciamo indicativa la mattina, ma sul sito troverete in giornata o domani l'ora precisa, insomma. Grazie ancora.